Santa Barbara, protettrice dei marinai, ha portato fortuna ai militari della Guardia Costiera di Porto Empedocle nel torneo di calcio interforze per la finale di ieri sera contro gli atleti della Polizia Penitenziaria di Agrigento. La gara, disputata al campetto del villaggio Peruzzo, ha visto in vantaggio la Guardia Costiera, ma che poi è stata raggiunta al pari per poi terminare il responso ai calci di rigore. Soddisfatto il comandante in seconda della Capitaneria di Porto Empedocle, capitano di fregata Daniele Governale. A conclusione, per la premiazione delle squadre partecipanti al torneo di Santa Barbara organizzato dal Comando dei Vigili del Fuoco di Agrigento, con l'immancabile selfie di gruppo. Una bella iniziativa, una bella manifestazione che ha visto la Guardia Costiera alla fine del torneo arrivare in finale e vincere. Eh sì, una bella soddisfazione, l'importante è partecipare, ma perché no, anche vincere, anche ai rigori. I nostri si sono meritati insomma, anche questa vittoria perché c'è stato qualche elemento di sfortuna, però anche i colleghi della Polizia Penitenziaria insomma, hanno dato il loro valore a questa partita. Ringrazio ancora una volta i Vigili del Fuoco per aver organizzato questa manifestazione che ci porta un po' fuori dalla solita routine quotidiana nell'ambito lavorativo e Santa Barbara insomma, ci ha protetto anche in questa attività, in questa manifestazione esterna. È una bella iniziativa che comunque c'è stata anche negli anni passati e per quanto mi riguarda è importante perché si promuovono momenti di incontro tra i vari corpi di polizia e quindi comunque si riesce a fare aggregazione. Voi vi dedicate molto della vostra formazione anche allo sport, al tempo libero? Beh, certamente comunque una componente molto importante e rientra nel nostro modo di fare sicurezza, chiaramente mantenerci anche in forma per quanto possibile. È stata abbastanza combattuta fino alla fine, poi i calci di rigore hanno deciso per la Capitaneria di Porto. Per questa volta ci dobbiamo accontentare al secondo posto. Ci tenderemo il prossimo anno a riconquistare ciò che per 3 anni abbiamo ottenuto, cioè il primo posto in questo torneo. Diverse le gare per cui siete arrivati in finale, no? Sì, abbiamo superato tutta la fase gironi, ottavi di finale, quarti di finale, semifinale e oggi la prima sconfitta ed ultima che purtroppo pesa più di tutte. Un torneo appassionante, avvincente che vi ha visto dopo una serie di partite arrivare alla finale che insomma avete vinto, quindi è una bella soddisfazione. Sì, siamo soddisfatti di questa prestazione, ci siamo riconfermati, l'anno scorso avevamo vinto anche noi, nella fase eliminatoria siamo arrivati primi, perciò non abbiamo perso neanche una partita, ne abbiamo pareggiata solamente una, siamo arrivati direttamente alla finale e siamo contenti di averla vinta. Ai rigori però? Ai rigori, con un pizzico di fortuna, però nel calcio ci sta, senza fortuna non si vince, va bene così.